Ben ritrovati a tutti a Di Arte, appuntamento quotidiano alla scoperta degli artisti più importanti del panorama nazionale. Oggi venerdì, ultimo appuntamento da dedicare e vivere insieme al maestro Alfredo Pini. Ben ritrovato maestro. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, oggi ultima giornata, dobbiamo veramente tirare le somme, no, della settimana Certo. che abbiamo affrontato insieme. Abbiamo avuto modo di parlare insomma delle mostre itineranti, del suo genere pittorico, legato chiaramente, come si può vedere, no, alle nostre spalle, a un genere molto forte, con radici legate alla pop art, al graffitismo, insomma tematiche chiaramente anche legate a questo mondo, se vogliamo, un po' della riscoperta americana tramite appunto soggetti di jazz, suonatori di jazz, le donne. Questo è stato un pochino un tema che abbiamo affrontato in tutte le giornate, ma da un punto di vista umano non ho ancora avuto modo di chiedergli, insomma, come uomo, indipendentemente dall'artista che insomma ormai è affermato a livello italiano e poi chiaramente con le sue mostre in giro anche per l'Europa, chiaramente il suo mercato anche europeo, qual è però la cosa che più di tutte, insomma, se dovessimo riassumere, l'ha gratificato in più di tutti come persona, ecco, a questo punto? Legata all'arte, insomma, legata a qualcosa. Ma ci sono state diverse cose. Una in particolare, una delle cose che più mi ha gratificato è stato quando alcuni 2 o 3 anni fa, mio figlio che fa il liceo, che faceva il liceo allora, mi chiese di tenere una lezione di arte contemporanea presso la sua classe alla quale diverse persone erano interessate a questa cosa. Allora è una cosa che non avevo mai fatto, insomma, mi lasciava anche un po' perplesso perché insomma io non sono un insegnante. Comunque sono andato, la cosa è stata molto bella, un'esperienza molto molto positiva e mi ha inorgoglito molto proprio, anche mio figlio era contento, tant'è vero che poi successivamente all'esame di Stato che ha avuto in quinta quest'anno, ha fatto una ricerca, un tema, cioè la tesi che si fa in quel Certo, periodo, ecco, dedicato ai rapporti tra contemporaneità, arte contemporanea e vita, insomma, una cosa di questo genere. E fra le diversi argomenti che ha tirato fuori, che ha scritto, ce n'è anche qualcuno che avevamo sviluppato insieme in quella. E alla fine, nei ringraziamenti per le fonti dalle quali aveva attinto tutte queste cose, appunto aveva nominato anche Alfredo Pini, mio padre artista, e questa cosa qua beh, credo effettivamente che come è padre stata veramente sia... molto, molto, stato molto orgoglioso, anche perché significa che quei valori di cui io sono geloso, ecco, in parte sono riuscito a trasmettere a mio figlio, per cui È ecco, bello, questa è un una bel cosa. proseguo, anche perché effettivamente noi che siamo qui a indagare nella nostra quotidianità, no? Cerchiamo di analizzare le opere, di scoprire un po' le tecniche artistiche, ma soprattutto cerchiamo di scoprire l'uomo artista che si nasconde poi dietro. Molte volte si tende a mitizzare le figure, a chiedersi, ma chissà, so, anche guardando un suo quadro, ma chissà che artista underground, che artista... Invece poi è bello scoprire poi una persona invece con dei valori fortissimi, molto legato alla famiglia. E credo che sia un bel connubio, un bel messaggio, che Certo. non sempre le cose vanno poi per forza di cose idealizzate fino quasi all'eccesso. Rimanere invece con un buon equilibrio di valori, piedi per terra, però con tante idee propositive, insomma sempre a passo coi tempi, perché poi è un messaggio che lei lancia sempre, cioè i valori sì, devono essere Certo, fermi, attualizzati chiaramente, chiaro. portati avanti. Una cosa anche molto bella, che così adesso chiacchierando mi era venuta in mente, il fatto che lei proprio come indole, come persona, è molto legato anche ai rapporti umani, quindi anche un rapporto vero tra gli artisti, insomma si cerca di creare anche un giro di amicizie, un circolo, insomma non per Certo. forza professionale ma anche proprio di vita. E quindi mi faceva sorridere il fatto di qualche aneddoto che lei mi raccontava dietro le quinte proprio legato poi ai suoi episodi di vita, quando ci si va a trovare tra artisti, insomma, tra artisti Sì. anche famosi tra l'altro, insomma, per esempio mi veniva in mente l'episodio di Cecco Belli, insomma, se ci voleva raccontare qualche aneddoto Sì, divertente, insomma. chiaramente ho avuto la possibilità di conoscere tanti artisti noti
Uno di questi, Bruno Cecobelli, che vive in una torre in Umbria, a Todi, A ecco, non mi Todi. veniva, questa torre medievale che lui ha restaurato, ed è su un terrapieno di una decina, quindicina di metri, questa torre molto alta. E arrivo in macchina con un mio amico, mi fermo e dall'alto sento dei grugniti tipo, e c'era un animale che sembrava un maiale, ma non era proprio un maiale, non era neanche un cinghiale, insomma io non l'ho mai visto. E questo qua grugniva o non so cosa facesse. E poi cioè, improvvisamente è sparito velocissimo, è scappato via. E, boh. Poi ce lo troviamo avanti, dopo poco che ci arriva e ci carica, ma velocissimo. E noi siamo scappati, per fortuna ci eravamo già allontanati dalla macchina, ma c'era una specie di stalla lì, insomma, comunque un fabbricato, che è poi lo studio di Cecobelli, dove lui va. Siamo corsi, c'erano le porte per fortuna non chiuse e ci siamo riparati dentro. Allora, poi arriva Cecobelli, ha chiamato questo animale con un nome tipo Gino, tipo Fabio, non lo so che cosa. Vieni qui che spaventi. Dio, no, sta bestia. Spaventi. Era una cinta senese, ma velocissima sta bestia. Cioè, Quindi, abbiamo preso insomma, paura. paura, adesso Sì. magari uno lo ricorda ridendo, però chiaramente... No, questi- un animale pericoloso fra l'altro. Che però questo nome Gino dava anche di che Sì, era sì, rassicurante, sì, ma sì, in perché era un realtà... familiare per Esatto, lui. Beh, è vero, tra l'altro episodi simpatici così in giro per l'Italia, poi ne ha avuto anche un altro divertente, se non ero a Rovigo, comunque in termini vicino a Rovigo, sì, con Aldo Mondino che una volta con un altro grande artista sì, torinese, è scomparso scomparso. da qualche anno. Eravamo fuori a cena con altre persone e lui, questo ristorante è anche abbastanza chic. Tengo a far presente che anche in una provincia come quella di Rovigo, che è abbastanza chiusa comunque, non è una provincia, non è Milano. Quindi si guarda un po', Sì, insomma, mantenere degli equilibri cercare, decorosi, sì, insomma, decorosi. dell'immagine, ecco. Allora Aldo Mondino, nel descrivere una scultura che stava in quel momento approntando, cioè in quel periodo, va in piedi sulla sedia, si alza, va in piedi, si mette su una gamba sola, stava facendo questa cosa, e poi si mette lì nella posizione come era sta scultura. Allora chiaramente tutta la gente a guardarlo come se fosse, e noi lì, insomma così. E poi anche subito dopo ha chiesto dei funghi, non glieli hanno portati come lui li voleva, si è messo a sbraitare. Questa è l'estrosità famosa di voi artisti, no? Adesso non tutti, chi più, però chi meno, chi più, insomma. chi meno, però sì, chiaramente l'arte quando è così dentro ti prende a 360 gradi, quindi magari raccontarla per lui diventava determinante, poi Certo. coinvolgere pienamente un po' nelle sue idee, nel suo pensiero. Beh, lui comunque è sempre stato un personaggio estroso, girava con una Cadillac rosa, quindi infatti insomma... era venuto con una Cadillac rosa che lui sosteneva che era appartenuta ad Elvis Presley, io non ci ho mai creduto comunque. Però quella era la leggenda metropolitana. Lo diceva lui, allora va bene. Che andava raccontando. Beh, quelli erano anni comunque anche molto belli perché non so adesso come sia la situazione proprio attuale, di certo ci si confrontava molto, si chiacchierava, ci si trovava, poi forse dipende anche molto dallo spirito delle persone molte volte, indipendentemente dal periodo, credo. Beh, diciamo che anch'io stesso non ho avuto la stessa esperienza che hanno avuto pittori comunque del passato. Sono memorabili per averle lette le tavolate che facevano i pittori a Parigi quando agli inizi del secolo si trovavano Modigliani, Picasso, Braque e discutevano, tutti gli artisti erano tutti lì. Sì. Adesso invece non è più così, tutti gli artisti sono abbastanza individualisti. Non ci sono più questi ritrovi, cioè sono molto 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 limitati. Si è anche un po' gelosi, io ad essere sincero non in maniera particolare perché anche facendo il gallerista, cioè io apprezzo sempre avere contatto con altri artisti, ma insomma c'è una certa gelosia fra artista e artista.
e forse c'è sempre stato, però e poi no, comunque avviene sporadicamente, ma non capita più di avere questi ritrovi. Questa energia, proprio questa voglia Sì, 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 sentivo anche di comunque discutere. di discutere, ma sentivo anche io, Guccini con Dalla che si trovavano sempre a Modena o a Bologna e facevano delle serate in taverna che poi si ubriacavano, insomma. Certo, perché Ecco. poi quelli sono però i veri valori, dove molte volte è veramente la gelosia che crea poi Sì, questi meccanismi di distacco, sì, stacco. sì, sì. Invece è bello perché poi l'arte, essendo di tutti, dovrebbe essere proprio un crogiolo, una fucina di idee, no? Dove Certo, ognuno poi certo. sviluppa, perché come una volta c'era la bottega. Adesso anche la bottega non c'è più, No, 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 se non in assolutamente. rari casi, a seconda di come uno produce ancora, perché magari usa Certo. tecniche d'affresco, insomma, allora diventa necessario un lavoro di keep. Però già la bottega Ci creava sono lo quel stesso, però però in altre maniere, è in meglio altre lasciarle maniere. perdere, nel senso che ci sono quelle botteghe per iperproduzione per certi artisti che insomma Quelli lasciano dove un i po' il grandi tempo che trovi. numeri dettano la legge, Sì, dove il mercato richiede produzioni grosse e allora dopo non è più effettivamente l'artista che produce, ma è l'artista un'equipe, che guida una sorta di, sì, 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 di gruppo, certo, infatti, certamente. infatti. Adesso novità, so che adesso 2013 ci saranno anche delle importanti mostre più avanti, Sì, perché tra l'altro poi raccontavamo il tema del jazz, no? Che è stato poi ispirazione anche proprio per molte mostre tematiche sì, su questo argomento. Ed è bello anche sapere che molti eventi molto importanti che ci sono in Italia, legati proprio a questi festival musicali, adesso non sì, so se possiamo fare i nomi o meno, però certo. quelli del jazz sono ormai Sì, beh, riconoscibilissimi. Umbria Jazz, Umbria Jazz, Ischia Jazz, quello di Moncaglieri, sono esatto. tutte manifestazioni alle quali ho partecipato, anzi a Ecco, esatto. Umbria Jazz ho disegnato anche una locandina qualche anno fa, non ricordo di preciso E l'anno, questa è una comunque bella soddisfazione perché sì. poi arrivano personaggi da tutto il mondo e richiama proprio molto, quindi un simbolo, insomma, che Certo, diventa un po' il anche Ischia messaggio. Jazz ho disegnato la locandina nel 2005, questo me lo ricordo. Poi l'anno scorso a Comacchio, cioè l'estate scorsa, a Comacchio, no, 2 anni fa, c'è stata una bellissima manifestazione, sempre legata al jazz, e io a Palazzo Bellini ho tenuto questa esposizione che raccoglieva un certo numero di opere e che ha avuto anche un bel successo, anche la stampa l'ha ricalcato, insomma. Insomma, io credo che sia veramente un bel percorso che chiaramente è sempre in continua evoluzione perché come dicevamo ieri sono tutte fasi, no? Perché Sì, ricordiamo, sì, basta soltanto pensare che le sue prime opere addirittura venivano realizzate utilizzando come supporto alcune volte anche il il retro retro. della tela per dare proprio questo colore di base già caldo, già proprio legato proprio a questo colore giallo, Sì, tenue, spento che davano soprattutto volevo, cioè, erano esperimenti, chiaramente esperimenti fasi, che momenti. un periodo in cui il retro della tela mi serviva proprio a simulare il colore della pelle. Per cui andavo a mettere esclusivamente le parti più scure, le ombre, per andare a creare dei corpi. Certo. E quindi dopo poi è una cosa che ho abbandonato perché dopo un po' che lo facevo, insomma, poi mi sono stancato, Come avevo tutte le voglia. cose, sono sempre in continua Sì. evoluzione. Tra l'altro adesso io, purtroppo siamo in chiusura di settimana, di puntata, però mi sento di farle tantissimo in bocca al lupo per i suoi prossimi appuntamenti espositivi, che so che ce ne sono diversi, poi Sì, soprattutto a ma, breve. a Monte Eh, Carlo potrebbe esserci una bella Esatto, tra cosa. l'altro ci sarà probabilmente esatto un evento perché so che comunque una sua opera adesso è stata donata proprio al principe Alberto di Sì, Montecarlo, quindi anche lì insomma un grande in bocca al lupo per questo nuovo evento poi nel Principato. Noi invece purtroppo dobbiamo chiudere qui la settimana, io però vi ricordo che tutte le opere del maestro Alfredo Pini sono visionabili qui nel sito anche della Galleria Bottega d'Arte Gollini, che è un po' il punto di riferimento dove potete poi vedere e curiosare in questo panorama artistico, quindi chiaramente avere anche delle informazioni stesse sull'artista Pini. Io invece insomma chiudo
chiudo la settimana insieme a lui, facendogli tanti veramente in bocca al lupo per il futuro, tante belle cose, speriamo di vederla magari presto con un nuovo ciclo di pittura, insomma magari ospite proprio qui da noi. Invece noi ci ritroviamo la settimana prossima, sempre con un nuovo artista, proprio per un viaggio da continuare alla scoperta degli artisti più importanti. Io vi aspetto, quindi qui dalla bottega d'arte Gollini di Imola. Un saluto a tutti e un grazie di cuore al maestro. Io volevo anche ringraziare tutta l'equipe e tutta la bottega d'arte Gollini, e sono stato veramente molto ben accolto, mi sono molto, anche se ero un po' agitato all'inizio, molto trovato bene. Bene, questo sono contenta, cerchiamo di fare il lavoro bene proprio perché è importante, no? Lo spirito è importante. Allora un grazie di cuore a tutti e alla prossima settimana, arrivederci. Arrivederci.